Allora amici, abbiamo appena varcato i cancelli della scuola di infanzia di via Serbariu. Chiaramente adesso ci apprestiamo a farvi notare una situazione che oramai è visibile ogni santo giorno. I giochi per i bambini all'interno non li riprendiamo, ma come potete vedere dalle ombre ci sono. E adesso vi facciamo vedere che cosa accade praticamente accanto a via Cinquini. Puntiamo le telecamere. Cerchiamo chiaramente di non essere visti. Ecco qua. In lontananza potete vedere chiaramente i tossicodipendenti che indisturbati. Chiaramente adesso ce ne sono appena 3, ma questa è la situazione. Benissimo, per ora è tutto. Qui entrano molto, qui capita qualche rara volta che entrino per chiedere un po' d'acqua, ma chiederne poi prendono, si lavano, però quando la scuola è chiusa. Però non è una bella situazione che lo so, c'è bel tempo, chiaramente belle giornate. Il muro lì l'abbiamo fatto sollevare per quello, perché prima lì c'era il cancello. Esatto, mi ricordo anch'io. Poi per fortuna i genitori si erano mossi e hanno sollevato il muro, quindi adesso almeno non vedono. Certo. Perché solo che quindi noi dobbiamo spostarli sempre da Esatto, la preoccupazione è proprio quella, naturalmente non far mostrare ai bambini, ai piccoli delle situazioni che ogni giorno noi adulti siamo costretti a subire. Noi lo stesso nell'Unione Sarda, se vi ricordate quell'articolo con tante fotografie, abbiamo denunciato questa situazione che ormai è da anni. Ma guarda, ma sa quanti politici sono entrati qui dentro il periodo di elezioni? Lasciamo perdere. Io proprio per quello, a maggior ragione, oggi volevo proprio constatare la situazione. Praticamente i figli stanno andando via perché accompagnati dai genitori che hanno finito, diciamo, eccetera, quindi però gioco forza. Ogni mattina suppongo, se magari con le giornate belle escono a giocare, è un attimo. Anche la polizia quando arriva. Sì, le volanti sta facendo un giro, ma magari arrivano anche con i così accesi. Cioè, sì, le volanti ho notato fortunatamente fanno un giro di perlustrazione, cercano un attimino così di dissuaderli, ma qua è un continuo via vai. No, mi sono voluto giusto accertare, effettivamente purtroppo la situazione è quella, che la situazione è costante, quindi ogni giorno è così. Mamma, cioè l'essenziale è che non tappezzino di siringhe. No, tappezzare non c'è tanto. Però qualcuno l'ha trovata. Però secondo me perché la appoggiano sul muretto qualche volta, quindi cadono. Quindi cadono, esatto. Non è che la lancino così talmente qua dentro. Capita che cadono. Da quanti anni lei è in servizio qua? In scuola? Una decina d'anni, è sempre stato così, vero? Sì, sempre. Sono venuti i poliziotti, abbiamo parlato con i poliziotti, volevano cambiare quella cosa, di tutto ci hanno detto che lì sarebbe stato il centro sociale, che quindi allora quella non è stato fatto la bellissima ex circoscrizione di via Cinquini, esatto, l'abbiamo fatta chiudere proprio per quello, che era in via Vai, era la casa del buco. Sì, ma non so se ci stanno di nuovo entrando, anche se mi hanno detto che ci hanno messo di allarme adesso. Sì, ci sono le telecamere.